Io prego perché raggiunga una consapevolezza di quello che sta succedendo nel suo animo, nel suo cuore. Da uomo di fede è questa la speranza del vescovo di Treviso per Maurizio, il 78enne di Mogliano che ha commentato con la frase «poteva stare a casetta» e la foto di un caminetto la notizia della scorta alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Il tutto postato su un social da quasi 10 milioni di lettori. Un atto per il quale ora dovrà rispondere in tribunale, citato dall'associazione Odiare ti costa, determinata a verificare i reati sia in sede civile che penale. Per il vescovo di Treviso, azioni e commenti possibili solo perché mediati dalla tastiera. Se io devo guardare te negli occhi e dirti parole di odio, devo superare molte più barriere che non mettendomi lì al tastierino e scrivendo delle cose pensando di essere da solo. Di certo, anche per il vescovo, le leggi contro l'antisemitismo vanno rispettate. Ci sono delle leggi, siamo tutti legati a questa civile convivenza. Le leggi pongono dei limiti, dei paletti, richiamano una responsabilità comune. Comunque sempre il percorso anche delle leggi, anche di quelle penali, è per il miglioramento e credo che la giustizia debba comunque sempre fare il suo corso. E proprio sull'istigazione all'odio razziale, Monsignor Tomasi lancia un forte appello alle istituzioni. Abbiamo delle grandi responsabilità nei confronti di tutte le persone, dei giovani, ma anche dei meno giovani, su come parliamo, su come usiamo il dono della parola che ci è stato dato. Ogni interlocutore è una persona umana e dobbiamo rispettarla nella sua infinita dignità.